Coppa chi si scoglie, che sta arena nera l'ha già visto già. È stata quando è stato fuoco, tanti anni fa. Coppa chi si scoglie, che sta arena nera l'ha già vista già. È stata quando è stato fuoco, tanti anni fa. Poi tengo in te scarpe chiuse, voglio cose come a pesce. A brucio però male non fa, rena nera. Appasciura natillo mare sta, rinda l'acqua stunga asciutta. A lingua e fuoco non m'acchiappa, rena nera. Che ne sai, che ne sai, che ne sai, che ne sai, ai ai ai. Coppa chi si scoglie già c'è stato già, che sta arena nera l'ha già vista già. È stato quando è stato fuoco tanti anni fa. Coppa chi si scoglie, che sta arena nera l'ha già vista. È stato quando è stato fuoco tanti anni fa. Luna piena, pace bella. Tu l'hai visto come trema terra sotto i piedi. Luna piena, pace bella. Tu l'hai visto come trema terra sotto i piedi. E se ne viene e se ne va. Io fuoco fa balla pure sti scoglie. Tu luna questa luce mi commuoio. Luna chiara mi porta fino a dove fornisce arena. Mi spoglia fino a quando vire solo bene. E ride fino a quando la luna nera moro. Luna a stringermi e portami con te. Rena nera, luna chiara, dinde scarpe chiuse, cose non brucia. Ah, rena nera, luna chiara. Chiara, rena nera, luna chiara, rena nera, luna chiara. Dinde scarpe chiuse, cose non brucia. Ah, rena nera, rena nera. Allora, una delle nostre diceva da qui nasce tutto, che vuoi dire? Che ho ascoltato questo brano che tra l'altro è stato composto nel 95 da Marcello Coleman, è arrivato alle mie orecchie nel 2007 in una versione completamente diversa, un unplugged, chitarra e voce, insomma tutta sua. Lui è un integralista proprio fa tutto da solo veramente, perché è una persona insomma proprio fuori da tutte queste, dalle major radio, queste cose qua, un artista rimasto così puro. Ad un certo punto ho sentito l'esigenza di voler cantare questa canzone, perché ho chiamato il mio progetto, il nostro progetto, proprio con il nome di questa canzone, e ho detto perché non proviamo a telefonargli. Mi sono fatta dare su Facebook il numero, perché adesso tutte le distanze si sono accorciate tantissimo, se lo sai usare può funzionare. E lui è una persona fantastica, disponibilissima, tra l'altro nell'ambiente conosciuto da tutti, ha cantato veramente con tantissimi,
da Yalman Negretta a Tullio De Piscopo, insomma conosce tutti quelli, diciamo, dell'ambiente campano napoletano che insomma l'hanno un attimino anche coccolato in un certo senso, e adesso sono coccolata anch'io perché poi un attimino grazie anche a Marcello sto conoscendo tanti altri artisti, comunque mi si è aperto un altro mondo. Ecco, con Marcello Coleman, che tu hai presentato degnamente, con grande capacità illustrativa, e si è aperto la lista degli ospiti, no? E adesso, se non sbaglio, ne abbiamo un altro che è Ciccio Merolla, quindi lo vediamo alla fine. E quindi adesso cambiamo la scaletta allora. Adesso ti racconto un aneddoto allora. Vai. Non so che cosa può portare, insomma, però Ciccio Merolla, percussionista, rapper, questo brano composto da me e Antonio Deodati ha circa 3 anni. Proponiamo insomma questo featuring con Ciccio perché è il compagno della discografica, cioè proprio come persona, di Eugenio Bennato, col quale stavamo lavorando al nostro disco precedente. E Ciccio Merolla inserisce all'interno del brano, oltre che alla sua parte percussiva, anche la sua parte cantata, quindi ha scritto lui la sua parte rap. Torna a casa Deodati e io ascolto e riconosco la mia lingua madre, cioè il napoletano, e dico: ti sei accorto che alla fine di questa parte così bella, insomma abbastanza tosta, c'è una parolaccia? No, che stai dicendo? Ma veramente? Sì, Antò, c'è una parolaccia. E vabbè, ma che facciamo? Che non facciamo? Insomma, lavorando in studio con Eugenio Bennato, dice: vabbè, lo mettiamo nel disco, ma la parolaccia no. E Ciccio dice: piglia dove nato rapper. Così si offende ovviamente perché dice: ce ne sono tanti, l'Italia è piena, il sud non ne parliamo proprio, e quindi questo brano non finisce nel disco. Però per me era un pezzone, come si dice proprio volgarmente, no, parlando, e l'abbiamo inserito in questo perché invece Dai Company, che è Massimo Bonelli, che tu conosci molto bene, è piaciuto tanto perché è proprio, diciamo, una svolta, ecco, proprio dalla tradizione da cui siamo partiti, siamo arrivati a Scucciate e non scucciamo. Beh, sarebbe stato un peccato, no? Non inserirlo per questo, insomma, voglio dire, ci sono, giustamente come dicevi te, dei rapper che vivono sull'uso della parolaccia, qualche volta anche esagerato, perché quando serve anche metricamente o ritmicamente, per carità, gli afroamericani lo fanno abitualmente, anche se noi non lo capiamo. Quindi, certo, ha fatto bene, e voi avete fatto ancora più bene a non farlo rimanere in un cassetto. Prego. Io ero sbalordito al ritorno da Napoli dalla sua performance delle percussioni, perché era stato veramente sbalorditivo. Ha fatto un take per traccia di bongos, di darbuche, di effetti, e ho detto: ma caspita, che esperienza che ha, cioè una dinamica incredibile, e funzionava già così, non ho toccato nulla, veramente nulla nel mix, e quindi ero concentrato sulla parte musicale, come sono sempre. Infatti io i testi li capisco in dialetto, quando a casa mia non si parlava il dialetto, ma li capisco quando li deposito alla SIAE. Ha detto: ma tu hai detto sta cosa? Hai detto: ma hai raccontato quell'altra cosa? Io a lei dico: mo te ne accorgi, sono 3 mesi che la cantiamo. E quindi c'è questo mio approccio molto troppo forse musicale alle canzoni. In questo caso Ciccio è stato proprio veramente e poi l'ascolteremo alla fine proprio per salutarci, con un videoclip che sta andando in rete, sta avendo un successo importante, il primo singolo del brano, e sta in un paio di radio tour, Radio Potenza Centrale e Radio Marte, che insomma è importantissima nel napoletano, in tutta la Campania. Quindi c'è proprio, ricordami il nome del direttore, di Gianni Simioli, che è anche uno speaker di RTL, che insomma ha preso questa cosa e la sta lanciando. Infatti stanno capitando anche queste cose proprio per il discorso della crossover. Ma una cosa importante nel disco è un'anticipazione che già abbiamo fatto in Rena Nera, il featuring con Vittorio Descalzi, di cui vorrei introducessi tu qualcosa. Intanto è una figura straordinaria
del rock progressivo italiano, perché è stato il fondatore e leader dei New Trolls, una formazione che tutti voi ricorderanno, e oggi diciamo porta ancora avanti la testata New Trolls, ma è soprattutto un musicista, un polistrumentista, un compositore che fa altre cose, cioè dà pezzi anche a altri cantanti, è ricco di collaborazioni che guardano sia la storia sia le novità, e una ce l'ha anche con voi. Voi siete reduci da questa cosa che ci ha visto coinvolti insieme, un omaggio in fondo ai 50 anni di carriera di Vittorio Descalzi, è stata fatta al San Carlo di Napoli, quindi una location autorevolissima, è andata in onda con grande successo a Rai Premium televisivamente, verrà replicata altre 2 volte, ve lo dico adesso, e qui come? Ah, ecco, sì, e poi l'idea di Vittorio Descalzi è quella di creare un appuntamento con questa manifestazione e con lui stesso, quindi diciamo di serializzare questa esperienza, in parte con gli stessi musicisti, con voi sicuramente, già lo so, e anche con altri che vorranno. Questa è un'idea molto interessante, perché praticamente si prende questo straordinario repertorio dei New Trolls, che lui è disposto a farsi scombinare, a farsi smontare, a rimontare con grande capacità e con grande modestia, e a riproporlo proprio con questi suoni così attuali di cui voi parlavate. Vittorio è una persona eccezionale, tu lo sai. Quando scrive insieme a me, che è una cosa che io non posso credere ancora, si pone come un collega. Io mai avrei immaginato una cosa del genere, perché la sua storia insomma è infinita. Io sono veramente insomma una neonata in questo campo. E abbiamo scritto delle cose meravigliose, perché poi lui è innamoratissimo della Basilicata di Tursi in particolare, perché tu sai bene che a Genova c'è proprio il Palazzo Tursi, che si chiama così proprio in onore della cittadina lucana. Quindi questa associazione, questo legame con i Doria, la famiglia Doria, come si chiama, l'ammiraglio Andrea Doria, c'è questa associazione legata da Draguti Saraceno, che comunque scusatemi di lungo insomma l'Italia l'ha affrontata tutta per conquistare le nostre terre. E abbiamo raccontato all'interno dell'album, che uscirà, anche della Madonna di Vigiano, che tu conosci, insomma è come terra stupenda, conosciutissima per le arpe. Abbiamo raccontato dell'eroe di Melfi, queste storie che fondamentalmente devono venire fuori, perché ogni paese della Basilicata ha una storia a sé da raccontare, quindi stiamo cercando di farlo proprio attraverso anche Vittorio Descalzi, che comunque ha una storia tutta ligure da associare a questa che invece è appunto storica, antichissima, lucana. La cosa importante è che forse è la prima volta che una lingua del sud, il lucano in particolare, e il genovese si incontrano in un'esperienza discografica world. Noi stiamo lavorando veramente molto meticolosamente, già sono 3 anni, a questo disco, che penso uscirà con l'anno nuovo. Ma stiamo fornendo noi il sound anche ai suoi successi, per esempio Faccia di cane, che è una cosa elettronica degli anni '80, la stiamo facendo con le sonorità nostre, quindi le armonie modali, le nostre corde, insomma i cordofoni, la chitarra di Giuseppe, insomma anche delle rivisitazioni che sfoltiscono l'armonia prog dei New Trolls, e vedono soprattutto le tammorre, i suoni etnici del Mediterraneo. Quindi lui ha voluto con noi rivestirsi musicalmente, ma lo sta facendo come veramente un bambino con le mani nella marmellata, perché anche se la distanza è tanta, lui ora vive stabilmente a Sanremo, prima a Genova, è molto facile collaborare con lui, e spesso è qui a Lago Negro. Se vedete un signore con i capelli bianchi insieme a noi, è Vittorio Descalzi. È Vittorio Descalzi, che è innamorato anche di Lago Negro. L'ho fatto dormire nel castello di Lago Negro, cioè, ci ho tenuto anche a portarlo in giro per fargli respirare quest'aria lucana, non solo a chiacchiere o per un progetto discografico, ma proprio per vivere delle cose come noi l'abbiamo vissute con lui a Sanremo e a Genova. Beh, questo è veramente molto interessante, perché
perché spiega anche le modalità degli incroci e dei crossover dei musicisti, no? Ecco, quello che hai raccontato è proprio un viatico giusto della collaborazione. E se posso aggiungere una cosa brevissima, a me ricorda tutto questo che tu hai raccontato un pochino anche quello che forse in maniera più calligrafica faceva Fabrizio De André, che io ho avuto la fortuna di conoscere, di andare a trovare anche in Sardegna. Ecco, lui si innamorò del dialetto di Carloforte. Voi conoscete Carloforte, che è un'isoletta piccolissima che sta di fronte alla Sardegna, dove gli abitanti parlano il genovese del 600. Figuratevi un calligrafico come Fabrizio De André, genovese doc, però trasferito da anni in Sardegna, trova questa via di mezzo così particolare, così straordinaria, e ovviamente si innamorò di questo suono, di questa etnia, di questi ragazzi che andavano a scuola. Poi conoscemmo le insegnanti, io in particolare avevo una mia amica che insegnava inglese. Voi pensate, insegnare inglese a chi non parla l'italiano, che erano ragazzi che appunto parlavano, quindi ecco, era un miscuglio di colorazioni linguistiche straordinarie. Ecco, questo un po' ricorda questa situazione dove ci si infila, no? Ci si infila e poi con la musica cambia tutto, cambia il battito, come dicevamo prima. Questo... Sì. Ci siamo infilati alla grande, come dici tu, perché poi appunto anche Vittorio era molto amico di Fabrizio De André, dice che lo inseguiva insomma con questa chitarra pur di farsi ascoltare, lo racconta sempre, un aneddoto a cui tiene moltissimo. Poi alla fine finalmente lo ascolta e insomma Vittorio è proprio devoto insomma di Faber, ma voglio dire in molti lo siamo. E ci siamo uniti attraverso anche qualche brano fantastico di Faber, tra cui quello che abbiamo proposto proprio al San Carlo di Napoli il 15 di maggio, che è questa Crosa de Ma, che poi Teresa De Sio a sua volta già ha iniziato, perché ha iniziato lei a fare questo lavoro che noi stiamo facendo oggi con Vittorio, in effetti, chiamandola una strada in mezzo mare, quindi nella sua lingua e nella lingua genovese. E quindi la facciamo. Arriva. Ombre de muri, muri de mainè, donde le vegni, donde le canne.
brucio l'occhio, la testa è viola, vestita schiocca, fino a che fai sangue e lacrima amara, portaci a trovare una strada, insomma. Bravi, Elena Nera, bravissimi, bravissimi, questo è un pezzo, è un banco di prova straordinario e importantissimo.